La dimensione dei nostri comuni è una dimensione che sta la maggior parte sotto i 15.000 abitanti, dunque siamo penalizzati da questa normativa. Noi stiamo con i sindaci dei piccoli comuni, firmato Confartigianato. E sì, il tessuto economico e sociale del Veneto si stringe attorno ai suoi paesi e ai sindaci di provincia. Le piccole aziende che hanno fatto la storia del boom economico del nord-est, locomotiva d'Italia, oggi appoggiano le istanze dei piccoli comuni che si preparavano a investire sugli edifici pubblici, sui parchi, sulle piazze, sulle pedonalizzazioni, sulla viabilità, sulla sistemazione dei centri e dei quartieri, per non parlare dei borghi. Lavori che sarebbero andati alle aziende venete e che invece hanno subito una brusca frenata. Se il Parlamento, infatti, per la rigenerazione urbana aveva assegnato 8 miliardi e mezzo di euro a tutti i comuni italiani, il governo Conte, scavalcando le indicazioni legislative, ha escluso dalla ripartizione i comuni con meno di 15.000 abitanti, riducendo così a soli 370 milioni di euro i fondi destinati a un Veneto che, in questo caso, può contare su pochi centri di grosse dimensioni e ad alta densità abitativa. Il Veneto viene penalizzato perché le dimensioni dei nostri comuni sono dimensioni che sono sotto i 15.000 abitanti, la maggior parte. Dunque, se questi comuni non hanno opportunità di avere questi finanziamenti, automaticamente anche le nostre imprese non hanno opportunità di lavorare. E invece voglio ricordare che il tessuto economico-sociale e il PIL maturato viene maturato dalle piccole e medie imprese, dunque a dimensione proprio dei comuni in cui devono fare gli affidamenti. In Veneto poi Vicenza è la provincia con più comuni esclusi, ben 106, che pesano per il 93%. Insomma, qui c'è una maggioranza che viene privata di una grande opportunità che andrebbe a beneficio dei cittadini e delle aziende locali. Per questo Confartigianato sposa la battaglia dei sindaci che, per far valere le indicazioni del Parlamento, si sono rivolti al Presidente della Repubblica. Condividiamo questa presa di posizione dei sindaci e siamo anche al loro fianco, perché abbiamo la necessità anche noi come imprese di poter usufruire di questi benefici e di queste opportunità di lavoro per far crescere il PIL del nostro territorio.